Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vi parlo delle candele. Le candele nell'ambito magico hanno una funzione importantissima durante la ritualistica e corrispondono all'elemento fuoco. Pertanto sono promotrici dei rinnovamenti, dei cambiamenti che col rituale noi intendiamo ottenere e iniziare appunto nella nostra vita. Ecco, guardo sempre qua perché ho delle candele appoggiate e mi ispirano. Ne ho prese alcune di vari colori perché ora vi spiego un pochino i loro utilizzi. Tanto per cominciare, la candela, come ho detto, appunto, rappresenta insomma l'elemento fuoco e dunque serve per dare una spinta. Non è soltanto un ottimo mezzo per dare una spinta a quello che noi andiamo a chiedere. La candela può farsi anche rappresentante di una persona, può fungere da testimone, sostituire la persona su cui magari vogliamo appunto fare un rituale. Questo proprio perché non si disperdano le informazioni che noi in quel momento andiamo a inviare nel campo eterico. Le candele vanno sempre trattate dal punto di vista occulto, come ogni oggetto si impregnano di vibrazioni. Dunque immaginate le tante mani, da quelli che li hanno venduti, da quelli che li hanno creati, da chi l'ha distribuito, dei clienti che magari l'hanno toccata e l'hanno rimessa a posto. Dunque, per cominciare, si mettono sempre nel circuito smagnetizzatore, che è un circuito di cui ho parlato quando abbiamo fatto qualche pillola condivisione sul pendolino e sui primi circuiti. Ad ogni modo vi metto il link sotto nella didascalia, così quanti non avessero visto quel precedente video possono comunque sopperire e procurarsi il circuito. Un'altra cosa, un altro aspetto molto importante è la vitalizzazione della candela. Una volta che l'avremo smagnetizzata, lasciandola nel circuito di cui vi ho parlato poco fa almeno 5 ore, la candela sarà come immacolata, priva di qualsiasi influsso o interferenza energetica e dunque può essere, diciamo così, battezzata per lo scopo. Come si procede dunque? Si incide, se è fatto per voi potete incidere il vostro nome e cognome, se è fatto per altri scopi o per altre persone si incideranno il nome e il cognome delle persone. Poi, per esempio, se fatto, visto che ho una candela bianca nelle mani, potremmo parlare di appunto un rituale lunare, cioè rivolto appunto alle forze lunari, ma attenzione non solo, perché il rituale lunare può essere fatto sia con la candela bianca che con la candela argento, ma la candela bianca è un po' il jolly, cioè quando non sapete che colore usare andate sul tranquillo, sul sicuro usando una candela bianca. Perché il bianco, come ben saprete, comprende lo spettro di tutti i colori, dunque può sostituirsi laddove si possano avere dei dubbi utilizzando appunto questa forma vibratoria per raggiungere comunque un po' tutti gli scopi. Dunque come procederemo? Una volta smagnetizzata, una volta deciso lo scopo del nostro piccolo rituale e una volta scelta appunto dobbiamo preparare la candela. Se mettiamo il nome, se vogliamo attirare qualcosa, noi metteremo il nostro nome scrivendolo dall'alto verso il basso, ok? Se vogliamo respingere qualcosa, allontanare da noi qualcosa, faremo esattamente al contrario, scriveremo il nostro nome dal basso verso l'alto, perciò per comodità girate la candela da questo lato e scrivete il vostro nome e cognome così e apparirà capovolto. Dunque è già diciamo, un piccolo messaggio occulto che noi inviamo nel momento in cui attiriamo
dall'alto verso il basso, attiriamo verso di noi, portiamo idealmente verso il centro. Nel momento in cui allontaniamo, lo scriviamo capovolto, perché è come se rispetto a chi guarda una cosa andasse via. La testa infatti si allontana, ok? E questo è il primo passo. Mi raccomando, quando si tratta la candela, la concentrazione deve essere assolutamente incrollabile, la vostra mente deve essere focalizzata esclusivamente sul pensiero e sull'intento del vostro rituale, proprio perché, come ho detto, è un materiale non solo che si impregna e si imprime, ma chiaramente nel momento in cui inneschiamo con l'elemento fuoco, non vogliamo sicuramente che si inneschino pensieri vani che probabilmente sono anche opposti rispetto all'intento che andiamo a, a perseguire. A questo punto l'unzione. Anche per l'unzione ci sono pochissime regole, ma sono determinanti, sono fondamentali. Se fate bene questo passaggio ne trarrete il massimo beneficio. L'unzione va fatta perché vitalizza il testimone. Non solo, l'olio usato per l'unzione fa da ponte di collegamento fra la vostra volontà e la candela, che diventa a questo punto la raffigurazione del vostro intento. Vi devo dire che un'altra cosina, se c'è qualche simbolo che può rafforzare il vostro intento, lo potrete incidere accanto al nome e cognome. È importante che sia un simbolo coerente e pertinente alla vostra richiesta. Se ad esempio fate un rituale di fertilità, andrà benissimo la candela bianca, andrà benissimo il vostro nome e cognome e andrà altrettanto bene incidere il simbolo della luna, il simbolo astrologico, comunque magico della luna, cioè la falce di luna crescente. Questo perché dà una cosa in più, perché come ben saprete ogni simbolo, ogni lettera, ogni cosa si aggancia alla forma vibratoria che corrisponde alla cosa che appunto per il tramite del simbolo vogliamo coinvolgere. Ho parlato appunto di un rituale di fertilità che magari qualche donna che desidera un bambino può fare per aprirsi e prepararsi appunto a ricevere e a farsi contenitore, no, per un'altra anima. E in questo caso non è l'unico scopo, il rituale lunare può essere fatto anche qualora per esempio si voglia propiziare un buon raccolto, o tutto quello che è una crescita, ma anche tutto quello che ha a che fare con i liquidi. Ovviamente quando facciamo rituali con i dominatori planetari, noi possiamo richiedere tutto quello che è nella sfera, nell'orbita di questi dominatori. Ma ripeto, la candela bianca può essere utilizzata per i più vari scopi, proprio perché il bianco comprende nel suo spettro di colori tutte le gamme cromatiche, perciò andiamo sul sicuro. L'unzione, dicevo, l'unzione è fondamentale perché fa da collegamento e imprime le vostre energie psichiche, le appiccica alla candela, proprio perché è un grandissimo veicolo conduttore e dunque anche qua noi faremo, se abbiamo bisogno di allontanare da noi, partiremo dal centro e spingeremo agli esterni, facciamo dal centro verso il basso, ruotiamo, dal centro verso il basso, ruotiamo, dal centro, mai passando sullo stesso punto, mai facendo così, perché è un ordine opposto, o attiri o allontani, non puoi fare entrambe le cose sulla stessa candela, altrimenti crei già una confusione nell'astrale, si crea appunto questa opposizione. Dunque, per allontanare dal centro verso il basso, giriamo, centro verso il basso, giriamo fino a completare tutta la superficie, tanto ce ne accorgiamo perché l'olio lascia traccia. Ovviamente poco, non serve esagerare, anche perché poi diventa scomodo, unge tutto. Un velino,
Mm? È una cosa simbolica ma importante. Mi raccomando, sempre con la mente focalizzata sul nostro intento. Ovviamente dal centro verso il basso, poi dal centro, quando abbiamo finito tutta la circonferenza, dal centro verso l'alto. Questo per allontanare. Per avvicinare, all'opposto. Partiamo dall'estremo e dall'estremo andiamo verso il centro. Facciamo così per tutta la circonferenza della candela e poi partiamo da sotto, dal basso verso il centro. E anche qua faremo tutta la circonferenza della candela, sempre mantenendo la mente sulla vostra richiesta, sul vostro intento. Quando facciamo appunto uso delle candele, ricordiamoci che sono potentissime, veramente sono molto più potenti di quanto si possa immaginare. Dunque ricordiamoci appunto che sulla base dei colori possiamo rivolgerci a intelligenze diverse, per chi crede in Dio, io credo in Dio, per intelligenze collegate appunto agli aspetti divini diversi, perché secondo la Cabala Dio, attraverso le sue emanazioni, eh, prende appunto a varie come dire, emanazioni proprio corrispondenti alle sue varie caratteristiche, alle varie qualità del divino. Dunque, per quanto riguarda questo bel colore azzurro, bello vivace, è un colore legato alla sfera di Giove. Va bene tutta la gamma cromatica dell'azzurro, anche il più tenue, anche il blu va anche bene per Giove, ma a me è piaciuto molto questo colore. Per quanto riguarda il giallo sono le azioni legate al dominatore del Sole, il verde è riconducibile a Venere, dunque per quanto riguarda la sfera affettiva, aprire dentro di noi le porte dell'amore, ma anche tornare appunto in armonia con il prossimo, può anche essere propizio per le offerte lavorative, per le questioni lavorative, perché il verde è appunto collegato anche al toro e il toro è molto valido dal punto di vista economico, dunque non è sbagliato. Dal punto di vista di Venere, tra l'altro Venere domina il toro. Per quanto riguarda appunto invece la sfera sentimentale affettiva è anche buono, va benissimo il verde, se vogliamo però innescare una passione useremo il rosso. Il rosso è altresì valido poiché appartiene alla sfera di Marte, come colore è il colore planetario di Marte, va benissimo per i nuovi inizi, per le riprese della salute, anche per vincere le nostre battaglie. Vi ho fatto una piccola carrellata, parleremo in futuro più approfonditamente, faremo anche insieme qualche piccolo rituale, però per il momento vi ringrazio e vi saluto invitandovi appunto a iscrivervi al mio canale e a ritrovarci con la prossima condivisione. Grazie a tutti, un grande abbraccio dalla vostra Hildegard.